Porre al centro la persona, non i bilanci. Il vescovo nella giornata del malato è invitato a fare un esame di coscienza serio nel processo di cura e accompagnamento dei sofferenti. Mettersi con generosità a servizio di Gesù, uscire nel mare aperto dell'umanità del nostro tempo, l'invito del Papa all'Angelus, appello di Francesco contro la tratta degli esseri umani, denunciare ogni abuso. Al via domani nella Cattedrale di Chiavari i lavori di allestimento del cantiere per il restauro della cupola. Nei giorni feriali le messe saranno celebrate nella Cappella Maggiore del Seminario. Internet, iniziata la bagna la demolizione della veranda del bar Ostigoni dichiarata abusiva dal Consiglio di Stato, dureranno una decina di giorni, la prima denuncia di irregolarità del 1986. Internet e ragazzi sempre più connessi al web, il tema dei rischi che si corrono in rete affrontato stamani a Genova dalla Polizia Postale con l'iniziativa Una vita da social. Concluso il 43esimo campionato invernale di vela del Tigullio, vittoria per Che Stress 3 di Giancarlo Ghislanzoni. Gli organizzatori già guardano alla prossima edizione con l'aggiunta di una manche. Buonasera a tutti, benvenuti a Tigullio oggi. Oggi è l'11 di febbraio, si fa memoria della Madonna di Lourdes ed è tradizionalmente la giornata dedicata agli ammalati. In diocesi la celebrazione è stata anticipata alla giornata di ieri con la Santa Messa presieduta in cattedrale dal nostro Vescovo alla presenza di molte persone sofferenti. Occorre fare un esame di coscienza serio per verificare se l'attenzione per la persona malata sia davvero al centro del processo di cura ed accompagnamento dei sofferenti, o se invece la presa a carico dell'ammalato non sia soggetta a leggi economiche e bilanci. Questo è stato un passaggio delle parole pronunciate dal Vescovo nell'omelia. La sintesi di Emanuela Castello. Le persone sofferenti stanno a cuore alla comunità cristiana e non solo un giorno all'anno. Lo ha sottolineato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto in occasione della Giornata Mondiale del Malato. Riprendendo il messaggio di Papa Francesco, Monsignor Tanasini ha ricordato come per curare un ammalato servano competenza ma anche tenerezza, sull'esempio di Gesù che innanzitutto non si sottrae quando viene sollecitato a prendersi cura di una persona sofferente, e ricordando Madre Teresa che si chinava sui moribondi anche solo per stringere loro la mano nel momento del trapasso, gesto inutile dal punto di vista terapeutico ma capace di donare all'ammalato una morte dignitosa da creatura amata. L'infermo è un uomo o una donna ferita nel suo intimo, non soltanto nel suo corpo. È un uomo o una donna che sperimenta la propria fragilità, che in quel momento, in quel tempo, sente la propria impotenza. Chi si avvicina con amore, con tenerezza, con attenzione, riempie quell'umanità ferita dell'amore. La gratuità si esprime nel dono, il dono che è più di un regalo perché implica mettere in gioco se stessi, prendere su di sé il dolore dell'altro. Di qui l'invito ad una presa di coscienza seria sulle reali intenzioni e obiettivi di chi si accosta alle persone ammalate. Non basta riempirsi la bocca di umanità, ha aggiunto il pastore della diocesi. È un esame di coscienza serio questo, perché troppe volte oggi la cura dei malati è soggetta alle leggi dell'economia e allora non è più gratuita. Ma i malati diventano strumento per affari o per interessi e ogni nostro impegno sia davvero perché i nostri malati stiano principi, cioè coloro che stanno prima dei nostri desideri, delle nostre attenzioni. E durante l'intera giornata odierna parenti e amici di pazienti degenti nelle strutture ospedaliere dell'ASL 4 hanno potuto far visita ai loro congiunti con un orario di visita allargato. Oggi è stato possibile visitare i propri cari senza interruzione ad eccezione di alcune unità operative. I volontari dell'AVO e del Tribunale per i diritti del malato erano presenti nell'atrio dell'ospedale di Sestri Levante per informazioni e consulenze.
È una giornata particolare, forse per sensibilizzare un pochino anche l'opinione pubblica, per mettere a fuoco questa situazione di chi, pur nella vita frenetica di tutti i giorni, si trova a lottare con la malattia e quindi è nelle strutture, negli ospedali, con tutto ciò che questo comporta. Un lavoro silenzioso quello di chi lavora negli ospedali. Sicuramente sì, in primis da parte degli operatori per i quali ormai il lavoro è diventato molto faticoso, anche perché c'è stata una riduzione notevole del personale, e silenzioso anche da chi partecipa come volontario come noi, perché io credo che la cosa importante sia quella di stare vicino in silenzio, ascoltare e far capire che c'è una presenza umana che desidera condividere ciò che una persona sta soffrendo. C'è bisogno di volontari, di persone che facciano questo. Sì, ce n'è molto bisogno e ci accorgiamo andando avanti, forse anche perché noi viviamo in un territorio dove lo sappiamo, l'età media è abbastanza alta, quindi sia negli ospedali che nelle strutture di ricovero c'è tanto bisogno di volontari. E io continuo a dire, non perché le persone non siano curate, questo non possiamo assolutamente dirlo, anzi, però è comprensibile che gli operatori non possono dedicarsi anche per soli pochi momenti ad una persona soltanto. Per essere bravi e imparare a fare questo ci sono anche dei corsi e l'AVO ne sta portando avanti proprio uno in queste settimane. Sì, c'è proprio in corso. Stiamo effettivamente effettuando un corso, si sta svolgendo a Chiavari nella sala Livellara, tutti i giovedì dalle 17 alle 18 più o meno l'orario. Diciamo che il corso è già iniziato da alcune lezioni, ma se qualcuno fosse interessato potrebbe ancora mettersi in contatto con noi. E oggi è una giornata in cui ricorre anche un anniversario particolare che è stato richiamato da Radio Vaticana sul sito Vatican News. 6 anni fa, infatti, Benedetto XVI annunciava la sua rinuncia al ministero petrino. L'attualità del suo magistero è tuttavia sempre attuale e ricorrente. L'11 febbraio del 2013 l'annuncio senza precedenti di un Papa che lascia il ministero per ragioni di età, continuando a vivere come merita accanto al successore. L'errore da evitare è ricordarlo solo per questo, è quanto titola l'articolo di Andrea Tornielli che si trova pubblicato proprio sul sito di Vatican News. E il Papa ieri all'Angelus ha commentato il Vangelo domenicale, il pontefice appunto ha invitato a mettersi con generosità al servizio di Gesù, solcando mari carichi di sorprese. Sentiamo. Il Signore ci invita a uscire nel mare aperto dell'umanità del nostro tempo per essere testimoni di bontà e di misericordia. Prima della preghiera mariana dell'Angelus, Papa Francesco incoraggia tutti a rispondere alla chiamata del Maestro Divino, superando i propri limiti senza cadere vittime della delusione e dello scoraggiamento di fronte alle sconfitte. Bisogna dunque divenire annunciatori e testimoni del regno di Dio, come fecero con fiducia e abbandono Pietro e gli altri pescatori. Così agisce con ciascuno di noi. Ci chiede di accoglierlo sulla barca della nostra vita per ripartire con Lui e solcare un nuovo mare che si rivela carico di sorprese. Suo invito a uscire nel mare aperto dell'umanità del nostro tempo per essere testimoni di bontà e di misericordia dà senso nuovo alla nostra esistenza, che rischia spesso di appiattirsi su se stessa. Dopo la preghiera mariana il Papa ha ricordato che pochi giorni fa si è celebrata la giornata internazionale contro la tratta di persone. Ha invitato ad un'assunzione di coscienza e di responsabilità da parte di tutti. Sentiamo l'appello. 2 giorni fa, nella memoria liturgica di Santa Giuseppina Bacchitta, si è svolta la 5ª giornata mondiale contro la tratta di persone. Il motto di quest'anno: insieme contro la tratta.
È un invito, un'altra volta, non dimenticare, insieme contro la tratta. È un invito a unire le forze per vincere questa sfida. Ringrazio tutti coloro che combattono su questo fronte, in particolare tante religiose. Faccio appello specialmente ai governi perché siano affrontate con decisione le cause di tale piaga e siano protette le vittime. Tutti però possiamo e dobbiamo collaborare denunciando i casi di sfruttamento e schiavitù di uomini, donne e bambini. Papa Francesco ha annunciato la sua visita a Napoli che avverrà il 21 giugno prossimo per partecipare all'incontro sul tema La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo. Il cardinale Sepe legge l'appuntamento come un'occasione per costruire una società fondata sul dialogo e l'accoglienza. Ora rientriamo in diocesi, inizieranno infatti domani i lavori di allestimento del grande cantiere all'interno della cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari per il restauro del primo lotto degli interni, quello che riguarda la cupola della chiesa. Nel corso dei prossimi 30 giorni, dunque, nei soli giorni feriali, la cattedrale resterà chiusa, le sante messe saranno celebrate nella cappella maggiore del seminario vescovile a cui si può accedere dal portone della Curia. Le celebrazioni manterranno il consueto orario 6:45, 12, 15:30, 19, invariati anche gli orari delle confessioni e la recita del rosario. Sabato e domenica invece la cattedrale sarà aperta al pubblico regolarmente. Ora la cronaca, momenti di apprensione questa mattina sull'autostrada A12 nel tratto compreso tra Sestri Levante ed Eva Marina per un furgone andato a fuoco in maniera autonoma. A bordo si trovavano 6 persone addetti al volantinaggio, tutti rimasti fortunatamente illesi. Stiamo vedendo alcune foto. Il fatto è accaduto attorno alle 7:50. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari, la polizia stradale di Brugnato, un'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso e un carro attrezzi della ditta Pinasco per la rimozione del mezzo. Il furgone è andato quasi completamente distrutto. Il traffico tuttavia non ha subito pesanti rallentamenti a causa dell'accaduto. Un momento che da più punti di vista può essere definito storico per Lavagna. Da questa mattina è iniziata in piazza Vittorio Veneto lo smantellamento della veranda Ostigoni in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che ha imposto la demolizione e il parziale ripristino dei luoghi. L'abbattimento pone fine ad una situazione annosa iniziata nel 1986. C'è chi fa una foto per immortalare il fatto, chi passa incuriosito e chiede ai numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine che cosa stia succedendo. C'è chi si ritrova in piazza per ricordare il marito che non c'è più e che oltre 30 anni fa si è battuto per vedere realizzato oggi questo momento. L'apertura del cantiere per la demolizione della veranda abusiva del bar Ostigoni a Lavagna è un passo fortemente simbolico nella vita pubblica della cittadina del Tigullio, la cui amministrazione ancora oggi è commissariata per mafia. È un grande giorno per noi. Mi dispiace che non ci sia lui a vederlo. A vincere l'appalto per i lavori di demolizione del manufatto, intervento che viene seguito direttamente dall'ufficio tecnico del comune di Lavagna, la NME, ditta dell'Alessandrino indicata dalla prefettura perché è iscritta all'albo dei soggetti che possono operare per l'abbattimento di strutture dichiarate abusive. Il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 20.000 euro, anche se molto dipenderà dal lavoro necessario per il ripristino della superficie della piazza, della quale non si conosce ad oggi lo stato. I primi elementi ad essere smontati saranno i vetri, poi sarà la volta della struttura in acciaio, operazione che domani renderà necessario spostare di qualche metro la bancarella di frutta e verdura adiacente. Nei giorni scorsi la proprietà ha provveduto a portare via e smaltire gli arredi presenti ancora all'interno. Qui il tempo sembrava essersi fermato a quel giorno di 3 anni fa in cui la struttura era stata oggetto di sequestro da parte della magistratura nell'ambito dell'inchiesta Conti di Lavagna. I frighi ancora accesi, torte e panini presenti nelle vetrine, i tavolini approntati. Ma la giornata di oggi è un salto indietro nel tempo per chi, sedendo tra i banchi del Consiglio Comunale nel 1986, aveva per primo denunciato l'abuso. Avete aspettato tanto, ma alla fine qualcosa si è mosso, si sta muovendo. Sì, qualcosa si è mosso, anche se tanti abusi rimangono ancora
come sono. Questo è uno importante che si sia arrivati alla definizione, ma è uno dei tanti. Ora ci trasferiamo a Genova. Da oggi e per 3 giorni la trava tampone staccata dal muncone ovest del ponte Morandi, che è stata portata a terra nella giornata di sabato, sarà a disposizione dei periti nominati dal giudice per le indagini preliminari per effettuare alcune prove. Proseguono così gli interventi delle imprese incaricate alla demolizione del viadotto a ovest. Smontata la trava tampone 8, inizieranno ora tutti i passaggi propedeutici indispensabili per tagliare ed abbassare le altre porzioni del ponte. Verrà seguito lo stesso procedimento che si è reso necessario per effettuare il lavoro sulla trave numero 8, posizionamento dei contrappesi, sistemazione dei tiranti, taglio del ponte. Tutte queste operazioni saranno replicate anche per le altre 5 travi tampone che dovranno essere calate a terra. Intanto, per quanto riguarda la parte est del viadotto, le imprese hanno iniziato a preparare le fondazioni per sistemare le gabbie necessarie a rinforzare le pile 10 e 11 del muncone. Proseguono dunque anche in questo caso gli interventi propedeutici alla demolizione del viadotto. E domani intanto si terrà la prova di evacuazione dalla zona rossa lato est del ponte Morandi. Si tratta di un'esercitazione per la sicurezza dei lavoratori impegnati nei prossimi giorni nelle operazioni di bonifica all'interno della zona est. Non prevede nessuna conseguenza per i cittadini che abitano nelle vie limitrofe. Si specifica quindi che il segnale sonoro servirà unicamente ai fini della simulazione di evacuazione del personale di cantiere. Già a 2 anni i bambini entrano a contatto con i cellulari, un dato che fa riflettere sui rischi connessi all'utilizzo di internet e sui social network. Il tema è stato affrontato questa mattina a Genova dalla Polizia Postale nell'ambito della campagna Una vita da social. I ragazzini stanno troppe ore sul web, dicono gli agenti, e sottraggono spazio allo sport, allo studio e al riposo. Rispettare l'altro è il primo comportamento da imparare per un corretto uso di internet, un compito che stamani la Polizia Postale di Genova ha affidato agli studenti delle scuole in occasione della 6ª edizione di Una vita da social, la campagna educativa sui rischi della rete. Oggi i ragazzi arrivano sempre prima ad accedere a web, app e chat. Ormai uno smartphone viene utilizzato anche da un bambino di 2-3 anni, quindi è fondamentale, importantissimo cominciare sin da subito a guidare questi ragazzi. Il rischio più elevato è l'adescamento attraverso i giochi. Dove c'è una chat, il giocatore può entrare in contatto col minore fino a ottenere dati personali, per esempio il numero del cellulare. Casi come questo accadono anche in Liguria. I bambini adescati su giochi tipo Clash Royale, Clash of Clans, attualmente il più utilizzato si chiama Fortnite, e poi ovviamente queste sono le condotte che vedono i minori vittime, però possono essere anche aggressori, laddove vanno ad insultare, laddove vanno a cercare di entrare con password di compagni, quindi scardinare le misure di sicurezza, laddove vanno a fare finta di essere altri, quindi che fa finta di essere un professore, che fa finta di essere un compagno. Ovviamente tutte queste condotte sono in violazione di legge, quindi la sostituzione di persona, l'accesso abusivo al sistema informatico, la minaccia, la molestia, l'insulto, quindi la diffamazione. Un secondo rischio è quello del cyberbullismo, fenomeno sul quale la polizia vigila da tempo. D'altra parte, oggi i giovani vivono costantemente connessi a internet, hanno pochi amici nel mondo reale, molti amici in quello virtuale. A parlarne gli stessi studenti nell'incontro di questa mattina. Internet ci andate spesso? Sì. Quanto spesso? Sempre. 10 giorni almeno. Quante ore al giorno, ad esempio? Non so, tutto il giorno praticamente. Nel tuo caso? 3-4 ore al giorno almeno. Che cosa guardate? Instagram, tutti i social e anche YouTube. Quante ore al giorno? Più o meno 6. Io 2 ore e mezza. Ai rischi del web sarà dedicata la trasmissione direttamente su in onda questa sera a partire dalle ore 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Secondo giorno di BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Regione Liguria, ha presentato oggi la campagna di promozione per il 2019 dedicata al Made in Liguria. Dopo la conferenza stampa di questa mattina, a cui hanno preso parte anche il presidente regionale Giovanni Toti, l'assessore regionale al turismo Giovanni Berrino e il commissario dell'agenzia in Liguria Pierpaolo Gianpellegrini, si è svolto un momento conviviale di degustazione organizzato dall'Accademia del Turismo e dall'Associazione Albergatori e Ristoratori di Lavagna, un buffet con specialità liguri selezionate, dalla tipica torta di lisa al cappon magro. Stiamo vedendo alcune foto.
A rappresentare il comune di Chiavari all'interno dello stand della Mia Liguria l'assessore al turismo Gianluca Ratto insieme ad una delegazione dell'associazione Albergatori Chiavaresi. Tante persone hanno partecipato alla 62esima Sagra della Mimosa di Pieve Ligure. Al mattino la corsa in giallo a cui hanno partecipato 60 corridori. Nel pomeriggio la sfilata dei carri con la premiazione dei più belli. La medaglia d'oro è andata al carro della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pieve con un tema, il film di animazione Disney Up. Il secondo posto, la favola per antonomasia Cappuccetto Rosso, inscenata nel carro del gruppo della parrocchia di Pieve Ligure. A salire sul terzo gradino del podio la Pro Loco di Sori, che ha deciso di dedicare la propria composizione ad Hansel e Gretel. Cucchiaio di legno per la Pro Loco di Pieve Ligure con il Pifferaio Magico. Il premio al balcone fiorito è andato a Giovanna Mantobio di 92 anni. Stiamo vedendo anche in questo caso alcune immagini. Circondata dall'affetto dei suoi cari, si è abbandonata nell'abbraccio del signore Albertina Coppello Mazzino, detta Betty, storica volontaria di Teleradio Pace, insieme al figlio Marco Mazzino, uno dei volti del telegiornale. Da qualche tempo sofferente a causa di una grave malattia, Betty si è spenta ieri alle RSA dell'ospedale di Chiavari. A Telepace era arrivata sin dagli inizi dell'emittente, collaborando in mansioni di segreteria e per la trasmissione direttamente su. Era stata una dei tanti volontari che aveva prestato servizio in occasione della visita di San Giovanni Paolo II a Chiavari. Donna di fede, elegante, gioviale, con questo spirito aveva affrontato la malattia, infondendo fiducia e ottimismo anche in chi la accudiva. Il marito Pier Giovanni, con il quale oltre alla vita familiare aveva condiviso anche il lavoro, entrambi ex dipendenti del Banco di Chiavari. I figli, Marco, anch'egli bancario, e nostro collaboratore, ed Enrico. Lascia la nuora, i nipotini Davide ed Andrea e i parenti tutti. Questa sera è stato recitato il Santo Rosario nella chiesa di San Pier di Canne a Chiavari, dove domani alle 15 sarà celebrato il funerale. Le offerte saranno devolute all'AIRC. All'amico Marco e a tutta la famiglia Mazzino va la vicinanza e ricordo nella preghiera da parte di tutta Telepace. Preghiera che estendiamo anche ai familiari del tenente colonnello Marabotti, di cui sono stati celebrati oggi pomeriggio i funerali nel santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Giovanni Marabotti era una figura molto conosciuta in città e nel comprensorio. Cavaliere commendatore, aveva raggiunto il secolo di vita lo scorso 19 ottobre. Per molti anni era stato presidente del Museo dei Combattenti della Società Economica Chiavarese. Lascia il figlio Franco, la nuora Oriana, il genero Mariano Brignole e il nipote Daniele. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per martedì 12 febbraio. Il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi anni dell'Ottocento. Sempre a Chiavari, a Palazzo Rocca, dalle 9 alle 14 è aperto al pubblico il Museo Archeologico. Su prenotazione sarà possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. L'Accademia Culturale di Rapallo propone un incontro con Matteo Capurro che terrà una lezione sul tema Anton Maria Maragliano, il teatro delle emozioni. L'appuntamento alle 16 nella sede di Villa Queirolo di Rapallo. L'esemo insieme è il titolo dell'incontro proposto dal corso di cultura genovese. Interverrà Marcello Vaglio. Appuntamento alle 16:30 nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari. Il valore del ricordo a 70 anni dall'esodo Giuliano Dalmata è il tema della conferenza in programma alle 18 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova. Interverranno Mario Bozzi Sentieri, Claudio Eva e l'attore Giulio Benveduti. La Liguria è una delle 8 regioni italiane a disporre del numero unico per l'emergenza 112, un'unica centrale di ricezione e coordinamento di tutte le chiamate urgenti per sanità, forze dell'ordine, vigili del fuoco e guardia costiera. Oggi il Policlinico San Martino ha celebrato una giornata dedicata proprio a questo servizio, invitando le scuole a partecipare. Nel 2018 la centrale operativa ha ricevuto 1.118 chiamate. Il numero 112 viene sempre più spesso utilizzato dalla popolazione. In particolare le richieste per l'emergenza sanitaria effettuate attraverso il numero 118 sono passate dal 70% del febbraio 2017 al 51% del dicembre 2018.
Sono stati individuati i 2 soggetti a cui andrà ricavato della cena di solidarietà organizzata nel periodo natalizio dall'associazione Liguri Antighi Rapallin, presieduta da Angelo Canessa. In accordo con il vice sindaco del comune di Rapallo Pier Giorgio Brigati, in qualità di delegato ai servizi sociali, si è stabilito che la somma di 300 euro andrà alla raccolta fondi organizzata in concerto tra numerose associazioni ed esercizi commerciali cittadini per i piccoli Mattia e Paolo Cinti, i figli di Eros Cinti, vittima nei giorni scorsi di un tragico incidente sul lavoro a Genova, che in pochi mesi sono rimasti senza mamma e senza papà. 200 euro verranno destinati a Il Tigullio Non Molla, iniziativa di solidarietà e raccolta fondi per le attività di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli, che hanno subito danni dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi. E ora passiamo alla pagina sportiva. C'è attesa per la Virtus Entella in vista della partita che disputerà mercoledì prossimo al Comunale alle 18:30 con la Pro Vercelli. Sarà una gara importantissima per la corsa alle posizioni alte delle graduatorie, per cui servirà tutta la spinta del popolo bianco-celeste. Da venerdì sono aperte le prevendite dei biglietti che si chiuderanno mercoledì mattina alle 9. Per quanto riguarda la Serie D, ieri si è giocato un pareggio e una sconfitta nella 23esima giornata del campionato nel girone A. Cadono in casa i bianconeri di mister Tabbiani, che ieri ospitavano a Rivoli Arconatese. Partita terminata 1-0 per gli ospiti, con la rete segnata da Vavassori al terzo minuto del secondo tempo. In classifica la Lavagnese ferma a 28 punti, si prepara alla trasferta di domenica prossima con l'Inveruno. Il Sestri Levante porta a casa un punto nella trasferta sul campo della Fezzanese con il risultato di 0-0, grazie anche ad un rigore parato dal portiere rossoblu Adornato. Per il Sestri Levante, a quota 24 punti, si apre un periodo di fuoco in chiave salvezza. Domenica prossima lo scontro diretto con il Prodronero, che in classifica è a 18 punti. Mercoledì 20 il recupero con il Savona, domenica 24 la trasferta a Chieri e il 3 marzo l'altro spareggio in casa con la Stresa Sportiva. Sarà assegnata a Fabio Quagliarella, come lo scorso anno, la rete d'argento del Sampdoria Club Gianni De Paoli di Lavagna. La consegna del riconoscimento, giunto alla sua 35esima edizione, è in programma domani sera all'Hotel Due Mari di Sestri Levante. Il programma della serata prevede alle 19:30 l'aperitivo, alle 20 la premiazione e alle 20:30 la cena. Passiamo ora alla pallanuoto, facciamo un riepilogo dei risultati partendo dalla 1 maschile. Come da pronostico la Proreco torna da Catania con 3 punti, 8-17 il punteggio in favore della squadra di Rudice nella 17esima giornata di campionato. Questi i risultati parziali: 1-5, 1-6, 2-4 e 4-2. La Proreco perde il quarto parziale ma porta a casa i 3 punti che le consentono di rimanere in vetta in vista del grande match di sabato prossimo nella vasca dello Sport Management. Nel campionato di Serie A2 maschile non ce l'ha fatta il Lavagna 90 a fermare la corsa della capolista Velancona, ospitata nella piscina del Parco Tigullio a Lavagna. La gara si è conclusa sul risultato di 8-7 a favore degli ospiti. In classifica il Lavagna 90 resta a 18 punti, l'Ancona sale a 24. Passiamo alla Serie A1 femminile, colpaccio della Rapallo Pallanuoto, che nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile davanti al pubblico di casa ha vinto 8-7 contro il plebiscito Padova, campione d'Italia, in carica, conquistando temporaneamente il secondo posto in solitaria in classifica. Per la Serie B invece sempre maschile, da segnalare il pareggio della Chiavari Nuoto 6-6 nella vasca del Vigevano e la sconfitta della Rapallo Nuoto nell'impegnativa trasferta con il Firenze. 12-5 il risultato finale a favore dei padroni di casa. In classifica Rapallo fermo a quota 7 mentre il Chiavari sale a quota 2. Rimaniamo in ambito di sport acquatici. Con le prove del fine settimana appena trascorso si è concluso il 43esimo campionato invernale di vela del Tigullio. Da novembre scorso sino a ieri si sono disputate 11 prove in totale, suddivise in 2 manche. Una quarantina di partecipanti che si sono cimentati in sfide suggestive. Bilancio positivo per il presidente Franco Noceti, che annuncia la prossima edizione con alcune novità. Il
43esimo campionato invernale di vela del Tigullio va in archivio con 11 prove disputate ed una quarantina di partecipanti, la soddisfazione degli organizzatori. Questi vincitori nella categoria ORC 1 e 2 Festa Grande per Che Stress 3. I 3 successi maturati nell'ultimo weekend hanno incoronato per l'ennesima volta Giancarlo Ghislanzoni e il suo equipaggio vincitori dell'invernale. Nella classe ORC 3 e 5 2 successi ed un terzo posto nella prima gara del weekend vinta da Tecno di Piero Arduino consentono a Freelance di Federico Bianchi di incrementare il proprio vantaggio ed imporsi per 3 lunghezze su Bacciottigno di Roberto Gagliardi e Impertinente di Adelio Frixione, secondo rispettivamente nelle prime 2 e nella terza regata del weekend. Sempre vincenti in tutti i confronti, così nel gruppo 0 i ragazzi di Aria di Giuliano Azimonti e Roberto Preda, Mr. Crab di Roberto Lavagna vince nel gruppo A ed invece Miran di Sergio Somaglia ad esprimere il suo strapotere nel gruppo B. Trionfo di Geniale Eurosystem nella categoria J80. Per fortuna non abbiamo avuto eccessivo vento, abbiamo avuto un po' di mare nel weekend scorso, ma comunque le regate si sono svolte molto bene, con grande soddisfazione sia dei regattanti che nostri. Sappiamo già che per la prossima edizione ci sarà qualche novità. Sì, è stato deciso di inserire una manche in mezzo alle 2 e quindi ci sarà un weekend di regate a dicembre, un altro weekend all'inizio di gennaio. Sono 2 weekend durante i quali metteremo dei percorsi, diciamo, sulla parte a ponente del Tigullio, nella zona davanti a Rapallo, Santa Margherita e Portofino. Saranno regate principalmente costiere, questo per diversificare un po' i percorsi e soprattutto per gratificare anche i circoli che appartengono al Comitato Società Valliche del Tigullio e che hanno sede in quella zona. Con la vela si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Teleradio Pace ritorna in diretta domani mattina alle 7:30. Potrete continuare a seguire tutte le notizie anche sul canale 187. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci.